Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato a 2 anni. Sono tutte femmine, ritirate gli ultimi due, vale a dire Baia dei Greppi e Bye Bye LR, sono in 8. Bellas, Bandiera del Sile, Baltic Mabel FM, Bellatrix Griff, Beautiful Trio Beriol, Bryce Wise in seconda fila come Baria Ama. Favori in chiusura per Bellas, Antonio Velotti, numero 1. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Beriol, che cerca di portarsi a condurre ma sbaglia. L'errore di Beriol, e così Bellas e Bandiera del Sile lottano con Bellas che rimane davanti, Bandiera del Sile che si accoda in seconda posizione avanti a Baltic Mabel, poi lungo la corda Breeze Wise, al largo Bariama, con in schiena Bellatrix Grip. Intanto primi 200 in 15 e quarto iniziale che Bellas percorre in 30,8, un paio di lunghezze avanti a Bandiera del Sile. Terza posizione per Baltic Mabel FM. All'esterno intanto non risale più di tanto Bariama perché è rimasta lì a metà gruppo. E vediamo il passaggio ai 600 in 47,4. Baltic Mabel ora è uscita all'esterno per anticipare Bellatrix Griff, mentre Bariama si è sistemata alla corda. E Bellatrix Griff appunto all'esterno, mentre c'è in terza ruota il tentativo anche di Breeze Wise. Intanto 1,3 gli 800, il chilometro che se ne va via in 1,18,4 con Bellas in vantaggio. Insiste in terza ruota Breeze Wise, in seconda posizione è sempre Bandiera del Sile, debuttante di Gianni Targhetta. Al largo Baltic Mabel con Breeze Wise che insiste nella sua progressione a 400 dal palo. Cerca di sopravanzare Baltic Mabel mentre anche Bellatrix Griff prova nuovamente ad ingambarsi. Siamo a metà della curva finale con Bellas che va ancora in vantaggio nei confronti di Bandiera del Sile, mentre cala Breeze Wise, avanza Bellatrix Griff, retta d'arrivo con Bellas in vantaggio. Bellas c'è Bariama che scatta all'interno, ma Bellas è imprendibile e vince ancora agevolmente. Secondo posto per Baria Ama, al terzo chiude Bandiera del Sile, debuttante. 1,17,6 sul miglio e vittoria per Bellas, la prima in carriera dopo 4 uscite, aveva ottenuto 3 quarti posti consecutivi, l'allieva di Antonio Velotti, che oggi in percorso di testa non ha mai problemi, chiude anche molto bene, 37 il penultimo quarto, 38 gli ultimi 400, 1,17,6 riferimento cronometrico per questa interessante figlia di Varenne e Jenny di Azzurra. Successo per il numero 1 Bella, secondo posto per Bariama, al terzo finisce Bandiera del Sile.